La Regione, che ha una lunga attività di programmazione nell'ambito dell'orientamento, ha ritenuto necessario mettere a disposizione dei giovani, ma non solo dei giovani, di tutti i cittadini, uno strumento che raccogliesse tutte le informazioni e che facilitasse l'accesso per ogni tipo di utente alle possibilità di scelta e nell'ambito della scuola o della formazione e nell'ambito del lavoro, o meglio del passaggio tra gli istituti della formazione e dell'istruzione e l'inserimento nel mercato del lavoro. La normativa è cambiata, ma soprattutto sono cambiate le esigenze. La distanza tra mondo della scuola e del lavoro deve essere colmata perché i ragazzi oggi hanno bisogno già di saper fare. All'Istituto Rossi di Vicenza la Regione Veneto ha firmato con il mondo dell'impresa e l'ufficio scolastico un patto importante, una firma nel luogo simbolo di questo impegno. Il senatore Alessandro Rossi infatti fu il primo a porsi il problema di fondare in Italia una scuola tecnica che preparasse i giovani al mondo del lavoro attraverso un'istruzione tecnica dedicata, un'istruzione che rispondesse alla domanda del mercato per garantire l'occupazione ai ragazzi. Abbiamo fatto molti interventi, in particolare per i giovani, interventi di alternanza scuola-lavoro, interventi importanti in apprendistato, che di fatto è l'unico strumento per l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro. Adesso è partita una nuova iniziativa che riguarda l'istruzione tecnica con l'obiettivo di aumentare gli iscritti all'istruzione tecnica, in particolare nei settori tecnologici, che sono quelli che danno maggiori risposte in termini occupazionali, e quindi abbiamo investito delle risorse su questo, ovviamente con l'obiettivo di qualificare maggiormente i giovani, ma di dargli un'opportunità effettiva di inserimento in un momento ancora difficile. Le imprese devono aprire le porte, le scuole devono preparare i ragazzi ad entrare nelle imprese. Diciamo che è un campo questo in cui si collabora tutti alla pari, ognuno deve contribuire. L'obiettivo è favorire l'occupazione giovanile attraverso tutta una serie di strategie. Sono previsti anche interventi per favorire il placement delle scuole, un argomento di cui si parla poco, che è previsto però da molto tempo dalla nostra legislazione. Il placement vuol dire che la scuola deve pensare a dove poi vanno a essere inseriti gli allievi. All'estero ci sono esperienze molto significative in questo, in Italia purtroppo non siamo all'avanguardia. Il Veneto sta cercando di fare passi importanti, così come cercheremo di farlo anche nell'ambito universitario. Abbiamo bisogno di un ulteriore avvicinamento tra il mondo della scuola e il mondo delle imprese. Questo perché oggi i mercati sono diventati ancora più difficili. Abbiamo bisogno di innovare. Innovare di più nelle nostre imprese significa avere delle professionalità di più alto livello, e questo gli studenti devono ben saperlo, e soprattutto dopo iniziative come quella di oggi. Io credo che in qualsiasi lavoro, soprattutto nella società di oggi che cambia ogni minuto, sia essenziale un continuo aggiornamento ed autoaggiornamento. Ancora di più naturalmente questa cosa è richiesta ai docenti. 5 aree, 5 interventi che coinvolgono gli istituti tecnici, un pacchetto per il rilancio dell'istruzione tecnica in un'ottica occupazionale. Questo obiettivo passa prima di tutto attraverso un miglioramento della rete per i servizi all'orientamento. Siamo andati a vedere i dati Unioncamere, abbiamo visto i settori per i quali c'è un maggiore gap tra quello che chiedono le aziende e quello che si trova disponibile sul mercato. Abbiamo preso i dati in maniera oggettiva e su questi faremo 5 macro progetti che appunto investiranno sull'istruzione tecnica, ma questo intervento ovviamente si va a integrare con interventi molto importanti che facciamo, ad esempio nella formazione iniziale, che è la principale spesa delle regioni. Questo è un mondo che oggi viaggia sulle informazioni, devono essere informazioni corrette, e allora il portale dell'orientamento del Veneto tratta del mondo dell'istruzione, del mondo del lavoro, del mondo dell'orientamento, di ciò che c'è rispetto alle opportunità, e anche quali sono per esempio i settori che tirano di più, le professioni che oggi assumono, e quindi forse bisognerebbe scegliere anche nei propri percorsi professionali e di istruzione legato a quanto posto di lavoro ci sarà. Un patrimonio informativo messo a disposizione dal portale, che è suddiviso in 4 ambiti principali. Il primo è quello dell'istruzione e della formazione, per conoscere le offerte degli istituti secondari di secondo grado, dei centri di formazione professionale e delle università.
Il secondo è quello dei servizi per il lavoro, con una dettagliata mappatura delle strutture pubbliche e private e dei servizi a cui rivolgersi per un accompagnamento professionale alle scelte di studio e lavoro. I link sono tantissimi proprio perché è un portale che unifica tutte le informazioni che precedentemente la Regione forniva nell'ambito della scelta universitaria, della scelta scolastica, dell'apprendistato, del Fondo Sociale Europeo, dell'inserimento nel mercato del lavoro complessivamente, quindi l'incrocio domanda-offerta di lavoro. Queste informazioni sono adesso interconnesse. In realtà l'orientamento nelle scuole si fa fin dalle scuole, fin dal primo livello proprio scolastico, fin dalla scuola dell'infanzia, nel senso che la scuola attraverso il suo insegnamento deve aiutare i ragazzi a capire quelle che sono le proprie potenzialità, però poi occorre sposare, far coniugare quelle che sono le potenzialità e le attitudini dei ragazzi con le richieste del mondo del lavoro, quindi diciamo che l'orientamento è il punto in cui la filiera produttiva e la filiera formativa si incontrano. Il terzo ambito è quello delle professioni, per avere maggiori informazioni sul loro andamento nel mercato del lavoro, sui percorsi di istruzione e formazione ad essi collegati. Il quarto ambito è quello del lavoro, per utilizzare strumenti utili alla ricerca di occupazione e consultare una ricca sezione normativa sui contratti e le politiche di sostegno regionali. Quando uno strumento è buono quando è utile per che cosa? In questo caso per la propria vita, per trovare un posto di lavoro, per dare consigli e suggerimenti, piuttosto che dire vado a bere una birra nel tal posto, magari segnalare un'agenzia per il lavoro più capace di un'altra, un'azienda più attenta di un'altra, anche fare delle corrette, giuste critiche può essere utile e quindi buono. Oggi abbiamo tutti troppe informazioni e credo che avere un portale così adeguato, diciamo, alle esigenze di oggi sia molto importante. In particolar modo l'orientamento è una delle cose più importanti, soprattutto per diminuire questo tasso che inizia sempre di più a preoccupare di disoccupazione. Significa integrarsi sempre di più col mondo del lavoro, significa lavorare ben prima della fine del proprio percorso di studi, significa entrare il primo giorno nel luogo del lavoro e sapere esattamente già cosa fare. Uno strumento in più per potersi orientare, ma anche un portale di cui poter fare buon uso, scambiare pareri e consigli, utilizzare le buone pratiche per metterne in atto altrettante. Nel portale saranno pubblicate anche tutte le informazioni che vi serviranno per conoscere le novità apportate da questo nuovo patto integrato per l'occupazione giovanile, un patto in cui i veri protagonisti siete voi. Siamo tutti chiamati a ridurre i costi, lo fa perché ci sono meno soldi, non ce ne sono più, ahimè vorrei dire, e soprattutto per la pubblica amministrazione. Allora oggi dobbiamo puntare su settori strategici, puntare su quello che il mondo del lavoro ci chiede, non è solamente una teoria mia personale o una simpatia per un settore piuttosto che per un altro, invece è il fabbisogno richiesto dalle imprese. Se noi non ci mettiamo in stretta sintonia e non diamo risposte, a me piace la politica che decide, la politica che fa, però per decidere bene bisogna avere un collegamento con il mondo reale, non si può fare solo teoria, altrimenti diventiamo professori accademici che non sempre fanno il bene dell'impresa. Ecco perché si chiama piano integrato, sono gli strumenti utili per andare ad affrontare e a colpire un obiettivo. L'obiettivo è quello dei nostri giovani, ma per ridurre le distanze tra mondo del lavoro e mondo della scuola.